Oggi il ruolo dei professionisti diventa ancora più strategico e fondamentale alla luce della virtuosa sinergia che conducono tra amministrazioni pubbliche e privati. Il nostro partito vuole mettere al centro le misure sul lavoro, sulla famiglia, ma anche sostenere appunto l'ingresso dei giovani nel grande mondo delle professioni attraverso delle agevolazioni per quanto riguarda l'accesso al credito, con degli incentivi che possono riguardare le start-up innovative, le nuove tecnologie digitali e poi una grande operazione sul welfare delle partite IVA in generale. In Italia non possono più esserci lavoratori di serie A e serie B, deve essere previsto uno specifico ammortizzatore sociale anche nei confronti di quei ragazzi con partita IVA che perdono momentaneamente il lavoro. Deve essere fatta una grande rivoluzione, dobbiamo farla subito ponendoci degli obiettivi immediati, alcuni che saranno invece obiettivi di mandato, ma soprattutto mettere fine ad una fiscalità penalizzante e a una burocrazia asfissiante.